Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Bandi di gara su misura all'ospedale Papardo di Messina con le accuse di tentata concussione e corruzione. Finiscono ai domiciliari l'ex deputato regionale Antonio Catalfamo e il dirigente medico Francesca Paratore. Sono 5 le persone coinvolte nella sparatoria di Nesima a Catania, in 2 mancano all'appello delle forze dell'ordine. Il movente sarebbe legato a un litigio per questioni economiche. Caro voli sotto la lente di Mister Prezzi, le compagnie aeree convocate al tavolo del Ministero per verificare l'ipotesi di speculazione. Intanto l'aumento delle tariffe non ferma i vacanzieri di luglio, le località di mare tra le mete preferite. Hotspot alleggerito di presenze a Lampedusa dopo il record di oltre 3.000 profughi raggiunto qualche giorno fa. Domani sull'isola la visita del ministro dell'Interno Piantedosi. Il cimitero di Siracusa preda dell'incuria, lapidi coperte dalle erbacce nella zona monumentale. I visitatori invocano decoro e maggiore rispetto per i defunti. Blanco sorprende Palermo e sceglie Piazza Pretoria per il videoclip del brano La mia famiglia. La serenata del cantante non sfugge ai telefonini dei numerosi fan. Ben trovati, un ex deputato regionale e una dirigente dell'azienda ospedaliera ai domiciliari a Messina nell'ambito dell'inchiesta sui bandi di gara e sui concorsi all'ospedale Papardo. Sentiamo il servizio di Francesco Triolo. Tentata concussione e corruzione nelle assunzioni all'ospedale Papardo, queste le accuse di cui devono rispondere l'ex deputato regionale Fratelli d'Italia e Lega transitato di recente a Forza Italia Antonio Catalfamo ed una dirigente medico della stessa azienda sanitaria Francesca Paratore che dal 2021 dirige l'unità di ricerca sanitaria, finiti oggi entrambi ai domiciliari. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno preso il via da alcuni controlli effettuati su una serie di procedure di gara riguardanti l'azienda Papardo di Messina che, secondo l'accusa, sarebbero state condizionate. Le fiamme gialle hanno ricostruito una sorta di strumentalizzazione della struttura sanitaria a fini politici, con particolare riferimento alle elezioni amministrative della città di Messina e alle regionali del 2022. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Marco Accolla hanno consentito di accertare come, in virtù di un rapporto personale tra l'ex deputato e la dirigente, è stato tentato di agevolare persone a loro vicine imponendo l'assunzione delle ditte private che si aggiudicavano gli appalti relativi a servizi di pulizia e sanificazione nella struttura ospedaliera, ovvero avvantaggiando nella partecipazione a concorsi pubblici e nella predisposizione da parte dell'azienda ospedaliera di bandi di gara ad hoc. Si allarga a 5 persone il numero dei partecipanti alla sparatoria di Nesima. All'appello ne mancano altre 2. Si parla di un possibile movente, cioè di un litigio per questioni economiche in un appartamento chiuso da anni. Natale Bruno. Una lite tra 5 persone per questioni economiche in una casa di proprietà dell'Istituto Case Popolari di Catania, la cui locataria è morta nel 2018 e da allora è rimasta chiusa. Iniziano a prendere forma le ricostruzioni della polizia sulla sparatoria avvenuta alle 13 di venerdì scorso in via Santo Cantone, nel quartiere di Nesima, a Catania, con 2 feriti, uno dei quali un giovane albanese di 27 anni che lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro. La novità è che nel cerchio chiuso dagli agenti della mobile vi sono altre 2 persone e ancora la macchia coinvolte. Sono entrambe vicino alla terza persona che gli agenti stavano cercando e che sabato pomeriggio si è presentata negli uffici della squadra mobile, una sorta di presentazione indotta, avendo le ore contate, essendo stata identificata tra la deposizione dell'altro ferito, un italiano di 43 anni, e le immagini di videosorveglianza della zona. Del terzo uomo si sa che la procura nei suoi confronti ha emesso un fermo di polizia giudiziaria ipotizzando il reato di tentato omicidio. Agli investigatori l'uomo, che ha piccoli precedenti penali, ha spiegato che il luogo dove è avvenuta la sparatoria era assolutamente casuale e che i motivi del contendere non erano legati all'occupazione abusiva della casa ma a questioni economiche per piccoli lavori. Dalle discussioni sarebbe maturata una lite tra lui e l'italiano di 43 anni che in via Santo Cantone era giunto assieme al giovane albanese in fin di vita nel reparto di rianimazione. La vicenda non è del tutto chiara. L'individuazione delle altre 2 persone, al culmine degli approfondimenti della polizia, guidata dal PM Martina Bonfiglio, potrebbe essere ancora più utile per ricostruire il movente del litigio ancora avvolto da mistero.
I 15 avvisi orali emessi dal Questore di Catania sono stati notificati ai partecipanti a una maxi rissa tra italiani ed albanesi, avvenuta il mese scorso davanti a una panineria di Biancavilla. Siamo in provincia di Catania. 12 le persone raggiunte da un divieto di accesso agli esercizi pubblici, il cosiddetto DASPO urbano, 2 dei quali aggravati con l'obbligo di firma presso la stazione locale dei Carabinieri nel weekend durante le ore della movida. I fatti risalgono a giugno scorso, quando a causa di una incomprensione nell'affollato corso cittadino si sono scontrate 2 fazioni, una italiana, l'altra albanese. Un ragazzo del posto aveva rivolto una battuta a uno degli albanesi che, non avendo compreso l'ironia della frase, l'ha considerata un'offesa. I 2 hanno cominciato a spintonarsi, inducendo gli altri a intervenire in difesa degli amici. La rissa era stata sedata dai carabinieri. Un uomo si è arreso alla polizia dopo essersi barricato in casa per ore in via Giovanni Verga a Marsala, minacciando di sparare dal balcone con un fucile. La zona era stata chiusa al traffico. Oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della squadra mobile di Trapani sono intervenute anche le squadre speciali che sono arrivate da Palermo. Caro voli, ce ne occupiamo ancora. Mister Prezzi, su indicazione del Ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato infatti per domani i rappresentanti delle principali compagnie aeree per capire se c'è appunto qualche forma di speculazione. Sotto accusa le tratte nazionali che quest'anno registrano i maggiori rincari. Ma sentiamo tutto nel servizio di Emanuela Corsi. Quanto abbiamo speso per venire da Milano? 350 euro circa, andata e ritorno. Ancora vacanze con prezzi dei biglietti aerei alle stelle, soprattutto per le tratte nazionali che secondo l'Istat hanno subito un rincaro del 43,2% nella prima parte dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Venire in Sicilia da Milano per molti è un vero e proprio salasso, soprattutto per chi viaggia con la famiglia. Andata e ritorno 2 persone 400 euro. 120 euro. Intorno ai 200 euro. A persona? Sì. Quindi insomma una cifra importante. E come no? Non va meglio a chi invece viene dalla capitale. La tratta Roma-Catania e viceversa continua a segnare prezzi esorbitanti. Circa 400 euro. Venendo da? Andata e ritorno però, da Roma. Il problema del caro voli, che fino a pochi mesi fa era ad esclusivo appannaggio della Sicilia, ora si estende a tutto il resto d'Italia e finisce sotto la lente di ingrandimento di Mister Prezzi, che vuole vederci chiaro dopo aver monitorato da tempo la situazione. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, su indicazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato infatti per domani i rappresentanti delle principali compagnie aeree che operano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari, per capire se c'è qualche forma di speculazione, soprattutto in un momento in cui il prezzo del carburante è sceso. A viaggiare in questo periodo non ci sono solo vacanzieri, ma anche studenti e lavoratori che fanno rientro a casa. I più fortunati sono riusciti, prenotando con largo anticipo, a trovare qualche offerta, ormai sempre più rara anche con le compagnie low cost. Abbastanza economico, sì. Hai prenotato con largo anticipo? No, ho prenotato ad inizio giugno, se non sbaglio. Andata e ritorno 44 euro. Pochissimo. Sì, preso con largo anticipo. Quando l'hai prenotato? L'anno scorso? No, 2 mesi prima. 78 euro in totale. Anche le tratte internazionali non sono economiche, come ci racconta questo passeggero che viene da Londra con il figlio. Il volo era prenotato da qualche anno, poi ho fatto delle aggiunte, insomma più di 1.000 euro. Alcuni voli, come quelli per la Sicilia, arrivano a raggiungere in determinati periodi dell'anno i prezzi dei biglietti per gli Stati Uniti, e la denuncia del Codacons, che ha chiesto di partecipare alla riunione di domani con le compagnie aeree. Lo avete sentito, il caro voli persiste, domani ci sarà un incontro al Ministero, eppure i turisti non vengono scoraggiati dal rincaro dei prezzi. Ci sono molti turisti a Catania, li abbiamo sentiti ai nostri microfoni, e molti catanesi scelgono di restare appunto e di fare le vacanze nell'isola. Ma sentiamo ancora Emanuela Corsi. Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirai. È arrivato luglio ed è già tempo di vacanze. Anche se sono sempre di più le persone che scelgono di anticipare le tanto agognate ferie a giugno, luglio resta uno dei mesi preferiti per partire. Secondo Coldiretti, infatti, sono più di 15 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze, con un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma quali sono le mete preferite di quest'estate? Lo abbiamo chiesto ai catanesi. Quest'anno facciamo 3 giorni
A Portopalo e poi non lo so, dei piccoli weekend. Le vacanze 2023 registrano una netta preferenza per località nazionali. Tra le mete preferite anche quest'anno c'è la Sicilia, scelta anche da chi è già in ferie. Io sono in vacanza, sono di Milano, sono arrivata l'altro ieri e vado via il 7 luglio. 4 giorni, sì, va bene. Da dove viene? Da Roma. Quest'anno dove si va in vacanza? Quest'anno andremo in vacanza, come sempre, alla nostra casa a Malare Canati. Però qua in Sicilia. Andrò tipo a Palermo, a Siracusa. No, da nessuna parte, si rimane in Sicilia. Sempre qua. In vacanza mi sa che restiamo qua, nella nostra isola. Tutti i posti sono belli, perché la Sicilia è bella. Si va in ferie a Favignana. Con gli amici, fidanzata? Fidanzata. Tra coloro che viaggiano c'è anche chi ha deciso di trascorrere una vacanza all'estero. Andremo a Santorini, 15 luglio. Las Vegas. Non tutti hanno ancora le idee chiare e devono ancora decidere. Le parti della Toscana, il Trento, non lo so ancora. Pensavo di fare una crociera, però siamo in attesa. Non lo so, dobbiamo ancora organizzarci con i miei amici. Pensiamo a un viaggetto fuori, all'estero. Non manca anche chi resterà a casa. A casa, a Lebrino. Con chi? Con la moglie. A casa. Non si parte? No, troppe spese. In vacanza quest'anno niente, lavoro soltanto. Da nessuna parte, perché la mia compagna è in gravidanza, quindi già l'abbiamo fatto. Ferie no. Quindi si lavora? Sì. Tra chi parte c'è anche chi sceglie di fare un pellegrinaggio. Abbiamo un progetto di andare una settimana a luglio, andremo a Lourdes. Non lo so se posso andare a Medjugorje a settembre. Perché d'estate la fede non va in vacanza. E purtroppo torniamo alla cronaca. Una bimba di 4 anni è rimasta ferita gravemente dopo essere caduta dal balcone di un'abitazione in via Castelvetrano a Mazara del Vallo. La bimba è finita sulla strada dopo un volo dal secondo piano della casa dove vive con la famiglia. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, è stata trasportata prima all'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico e successivamente trasportata all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è ricoverata in prognosi riservata. E adesso c'è un clima di maggiore calma a Lampedusa, dopo i racconti che vi abbiamo appunto forniti dell'hotspot super affollato dei giorni scorsi. Intanto per domani è attesa la visita sull'isola del ministro dell'Interno Piantedosi. Ci dice tutto Adelaide Barbagallo. Dopo gli sbarchi a raffica che hanno visto rapidamente l'hotspot di Lampedusa ospitare 3.306 migranti, un numero ben superiore alla capienza, che sarebbe di circa 400 persone, oggi la struttura di primissima accoglienza si presenta così. I trasferimenti in altre località con navi e traghetti si sono susseguiti e hanno restituito un clima di ordinaria gestione dell'hotspot. Siamo rientrati sull'ordinario con dei numeri intorno alle 500 unità e quindi si prosegue con le attività del centro e con i servizi che stiamo erogando all'interno. Le condizioni meteo marine non fanno prevedere nuovi sbarchi, dunque domani il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in visita a Lampedusa con la commissaria dell'Unione Europea agli affari interni Ylva Johansson, non troverà l'hotspot super affollato in emergenza. Lo scenario sarà esattamente quello che vi stiamo mostrando. Con la gestione della Croce Rossa e la nuova organizzazione che consente il trasferimento di 2.500 migranti in 36 ore è avvenuto un cambio di passo. Abbiamo prestato loro le prime misure di protezione, quindi abbiamo fornito loro accoglienza materiale, la possibilità di contattare i propri familiari, la possibilità di ricevere assistenza sanitaria e anche le informazioni per poter poi proseguire nel percorso che intraprenderanno in Italia. Ma occorre prepararsi a nuovi importanti arrivi. Ci stiamo preparando con la pianificazione, quindi pronti a mettere in campo tutte le misure possibili, che sono quelle del sistema di emergenza, per rispondere comunque a un'accoglienza dignitosa per tutti e a fornire il dovuto supporto a tutte le persone. Va meglio anche sul fronte dei rifiuti, i cui costi di smaltimento in discarica erano lievitati enormemente. Nell'hotspot è partita da poco la raccolta differenziata. Anche questa novità troverà Piantedosi, il cui ministero aveva concesso a novembre un contributo straordinario al comune di circa 800.000 euro, soldi destinati proprio a quest'altro tipo di emergenza. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con altri servizi.
Siamo tornati in studio, andiamo alle agenzie. Un pensionato di 86 anni di Campobello di Licata, siamo in provincia di Agrigento, Giovanni Gentile, è morto a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla strada appunto statale Canicattì Campobello di Licata. L'anziano era al volante della sua Fiat Panda, vecchio tipo, e pare che stesse facendo rientro dal suo appezzamento di terreno quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, ha sbattuto contro un camion. La vettura dopo l'impatto è finita su una scarpata attigua alla carreggiata. Il pensionato è stato soccorso da un elicottero del 118, però è morto purtroppo prima di arrivare in ospedale. I carabinieri si stanno occupando della viabilità, mentre dei rilievi per ricostruire la dinamica si sta occupando la polizia municipale. Adesso andiamo a Siracusa e vi raccontiamo attraverso le immagini l'abbandono e l'incuria che in questo momento c'è, lo vedrete, al cimitero di Siracusa. Sentiamo tutto da Francesco Aloi. Io vedo e qua c'è la desolazione direttamente. È l'atmosfera che si respira al cimitero di Siracusa, qui l'erba la fa da padrone, una situazione che fa storcere il naso a molti. È in completo stato di abbandono, una vera vergogna. È un vero schifo. Si dovrebbe, almeno ai nostri defunti, di sistemarli come si deve. C'è poco rispetto per i defunti, ci dicono, ma la vegetazione spontanea spunta anche dall'asfalto. Quello che vediamo è il totale abbandono. E dei viali che ho attraversato per andare a trovare i miei cari defunti ci sono cespugli alti quasi a dimensione di uomo. Questo anzi ha spazio, ma se lei percorresse quello parallelo si renderebbe conto che proprio i cespugli sono all'altezza umana, quindi il degrado, la sporcizia. Continuiamo il nostro cammino ed arriviamo qui, lapidi e croci sommerse dall'erba. E tutta questa erba proprio è un disastro proprio. Da quanto tempo è così? Sì, da molto tempo, perché non fanno niente, non si muovono niente, per niente. È una vergogna proprio, una vergogna. Qui addirittura c'è una grossa pianta di cappero, ma troviamo anche il fico, vegetazione tipica di una campagna, non del cimitero. Segnate dall'incuria anche le lapidi dei siracusani illustri. Pensavo ad altri cimiteri che si vedono alla televisione o in altri posti, dove l'erba è tutta rasata, dove è tutto pulito e messo in ordine. E invece qui è tutto un disastro, tutto un abbandono. Da Palazzo Vermexio comunque assicurano che i lavori di diserbo partiranno a breve. Adesso cambiamo decisamente pagina allo spettacolo con una serenata improvvisata che ha fatto il giro del web, quando soprattutto a sedersi su una scalinata insieme con il chitarrista di fiducia è il cantante Blanco. Insomma, il momento diventa virale sui social. Dopo il concertone del Foro Italico, il cantante idolo dei giovanissimi ha infatti raggiunto Piazza Pretoria e ha spiazzato i fan. Eva Spampinato. Palermo, Piazza Pretoria, telefonini dei fan puntati sulla scalinata, una chitarra e una voce che spezza il silenzio della notte siciliana. Lui è Blanco e a sorpresa, dopo il concerto live del Foro Italico, ha raggiunto i Quattro Canti e ha cominciato a cantare il brano La mia famiglia. In Piazza Pretoria Blanco ha girato il videoclip di una delle sue serenate che promuovono l'ultimo disco Innamorato. Lo stesso format lo ha seguito anche a Venezia, dove ha cantato in gondola, a Firenze e a Napoli. Sono diventato matto, paura di quello che faccio. Blanco è uno dei cantanti più amati dalla generazione Z, di cui lui stesso fa parte. 20 anni, una vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, concerti sold out e record di vendite. I suoi calci e le rose sul palco di Sanremo hanno fatto discutere per mesi. Ai fan palermitani della pagina Instagram Blanco Supporter ha chiesto consigli su dove andare a mangiare. Posto buono dove mangiare?
Andiamo a Catania adesso, dove il Catania Summer Fest entra nel vivo. Il cantautore irlandese Damien Rice ha infatti aperto la rassegna dei grandi concerti alla Villa Bellini promossa dall'amministrazione comunale. Sentiamo. Damien Rice, dal timbro inconfondibile, ha coinvolto infatti con una performance emozionante e intimista sia i catanesi sia i tanti turisti presenti. Sin dal primo brano, accolto con applausi e standing ovation, il poeta della chitarra ha invitato gli spettatori ad alzarsi dalle sedie per avvicinarsi al palco e cantare insieme a lui. Rice non ha bisogno di artifici, solo qualche chitarra, una tastiera e soprattutto le canzoni. Polistrumentista, gioca con i vuoti e i pieni spettacolari e intensi. Ne sentiamo ancora. Il prossimo dei grandi concerti a Villa Bellini è in programma mercoledì 5 luglio alle 21 e sul palco ci sarà Maluma. Adesso ci fermiamo ancora, un'altra pausa e poi il beach volley. Ultima parte di Sicilia 24, andiamo a Messina, dove si è conclusa la 4 giorni di gare del torneo internazionale di beach volley del Pro Tour. Ottimi risultati per la nazionale azzurra, che conquista un oro e un argento nella femminile ed un terzo posto nel tabellone maschile. Francesco Triolo. Un successo di pubblico, di entusiasmo ed anche di risultati. La 4 giorni di beach volley internazionale vissuta sui campi allestiti nello scenario unico di Piazza Duomo a Messina ha visto trionfare anche l'azzurro, con la medaglia d'oro per la coppia della nazionale italiana composta da Margherita Bianchin e Claudia Scampoli. Nel maschile invece hanno vinto gli argentini Amieva ed Aveiro. Sotto il profilo sportivo, oltre alla medaglia d'oro, la spedizione azzurra incassa anche il secondo posto del tabellone femminile con Reka Orsi-Tot e Giada Bianchi ed il terzo posto per la coppia dal corso Viscovic per il tabellone maschile. Arrivati questi ad un passo dalla finale e superati per 2-7-0 dai polacchi Szekser e Petuskin, stesso risultato con cui si fermano ad un passo alla finalissima anche Benzi e Bonifazzi, sconfitti dagli argentini Amieva e Aveiro, poi vincitori del torneo al termine di una seguitissima e tirata finale conclusa 2-7-1. Bellissima anche la finale femminile tutta italiana portata a casa dalla coppia Bianchin-Scampoli con il finale di 2-0. Le finali andate in scena ieri pomeriggio hanno concluso un appuntamento di altissimo livello tecnico che ha registrato numeri importanti anche in termini di affluenze e grandi apprezzamenti da parte delle varie delegazioni provenienti da ben 27 nazioni differenti. Un grande risultato per la tappa siciliana del circuito internazionale organizzato dalla Confederazione Europea di Pallavolo e tanta soddisfazione anche da parte degli organizzatori dell'evento messinese, entusiasti per il successo ottenuto sia sotto il profilo organizzativo che dal punto di vista della partecipazione da parte del pubblico, che ha apprezzato e seguito con grande entusiasmo e passione le 4 giornate di gara. E tra poco, subito dopo il telegiornale, Angelo Gagliano condurrà una puntata di Sicilia 24 Focus, oggi dedicata al calciomercato. Si farà il punto sul vertice tra la dirigenza del Catania e il nuovo allenatore rossazzurro Tabbiani. A Palermo il Citigroup ha pronti gli acquisti per il salto di qualità della squadra di Corini. A Messina continua il tira e molla del presidente Sciotto sulla cessione della società. Sarebbe in arrivo una nuova proposta di acquisto di Mannino. E con questo è davvero tutto. Sicilia 24 si chiude qui, l'informazione tornerà su Telecolor alle 19. Come detto, vi lascio ad Angelo Gagliano e Sicilia 24 Focus. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.